Dopo infinite visite, terapie e farmaci, avrei iniziato a pensare che il tuo dolore dovessi tenertelo per tutta la vita, perché nessun dottore, nessun terapista, nonostante questo tempo speso e questi soldi spesi in questi anni dopo fisioterapia, agopuntura, massaggi, eccetera, 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 hai ancora dolore in quella zona del corpo. In questo video voglio darti 4 indizi per dirti finalmente qual è la causa del tuo dolore. Se questi 4 indizi saranno tutti positivi, ovvero rientri in quei casi che ti dico, a quel punto ti posso dare una buona notizia. E la buona notizia è che il tuo dolore è reversibile al 100% attraverso una soluzione che ti andrò a dire alla fine di questo video. Ma chi sono io per dirti questo? Io sono Alessio Veneziano, Mind Body Therapist, fisioterapista di venezianotherapy.com. Il mio lavoro è aiutare persone che soffrono da dolori cronici, ritornare a una vita normale, senza dolore, senza ansia e con la libertà di movimento. Andiamo direttamente agli indizi. Quindi se soffri di mal di testa, mal di schiena o fibromialgia, comunque dolori che si perpetuano per molto tempo, questo è il video per te. Il primo indizio appunto è quello del tempo. Se soffri da più di 3 mesi, nessuno ti ha constatato una patologia grave, intendo di tumore, infezione, malattie autoimmuni, ok, molto probabilmente il tuo dolore è reversibile al 100% perché non è creato dalla struttura del tuo corpo. Conta che i problemi strutturali, ovvero di schiacciamenti di nervi o infezioni oppure fratture, si risolvono entro le 6 settimane. Infatti addirittura l'osso più lungo del corpo, che è il tuo femore, si ricostruisce, si rigenera dal punto di vista cellulare in meno di 6 settimane o entro le 6 settimane, ok? Oggi sappiamo che il dolore cronico ha una radice a livello di sistema nervoso, quindi il tuo dolore è registrato nel tuo cervello, nel tuo sistema nervoso centrale e non più a livello dei tessuti, nonostante tu senta dolore ancora a livello dei tessuti o pensi che sia a livello dei tessuti. Un altro indizio è se il tuo corpo ha dolore attraverso dei fattori esterni, quindi se sei influenzato da fattori esterni come movimento, stress, luce, odore, temperatura, stress ormonale, suono, ovvero se tutte queste cose vanno a influenzare il tuo dolore o il tuo sintomo, c'è qualcosa di più che è un problema strutturale dei tessuti, perché capisci che se è lo stress che mi crea un sintomo aggravato, vuol dire che c'è il mio sistema nervoso che decide se portare su il sintomo, aggravarlo o diminuirlo, ok? Quindi se c'è un problema di struttura, se qualcosa veramente sfrega o è rotto all'interno del tuo corpo, lo stress non andrebbe a cambiare, avresti sempre dolore, ok? Un altro indizio è se appunto il tuo dolore o il sintomo è arrivato dopo un grande periodo di stress. Molte volte, quasi la totalità delle volte, mi sento di permettermi di dire il 100% delle volte i dolori cronici sono relativi a un periodo di grande stress della tua vita, magari non in quel momento ma che è accumulato negli anni. Appunto, se ci fai caso, probabilmente il dolore sarà arrivato dopo magari la nascita di un nuovo figlio o l'aver badato al tuo genitore per molto tempo, oppure aver cambiato casa, cambiato lavoro, oppure aver cambiato partner, un divorzio o addirittura un lutto in famiglia. Bene, se questo rientra nel tuo caso è un altro indizio che il tuo corpo è perfetto così com'è, ma il tuo sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Ora, la buona notizia è che se rientri in questi casi vuol dire che il tuo sistema nervoso è l'indizio, è l'imputato e puoi andare a modellare il modo in cui il dolore viene percepito nel corpo, modellando quindi il tuo cervello. Modellando vuol dire allenandolo. Il nostro sistema nervoso è plastico, quindi sono sicuro che hai sentito parlare di neuroplasticità. La neuroplasticità è una modalità
è diciamo una feature del tuo cervello che ti dice che può modificare i percorsi neuronali attraverso appunto l'allenamento, un po' come dovessi allenarti a imparare una nuova lingua o un nuovo sport, puoi riallenare il tuo cervello a non sentire il dolore, a riprogrammare il dolore più che non sentirlo, ok? Perché il dolore in questo caso è un allarme, è un falso allarme, perché se fosse stato un vero e proprio allarme non sarebbe durato così tanto, è un falso allarme. Quindi bisogna riprogrammare il tuo cervello, il tuo dolore, a non dare più quell'output, ok? Ovviamente la radice del dolore è il sistema emotivo. Attraverso il mio corso che si chiama Neurobalance ti insegno tutte le tecniche che devi sapere per portare in equilibrio il tuo sistema nervoso, dal tapping meditation, dall'educazione al dolore, dalla mindfulness, dall'esercizio fisico graduale. Tutte queste tecniche ti saranno immensamente di aiuto per portare giù il sintomo e ti insegno a farlo in meno di 8 settimane. Se sei interessato a questa soluzione, ti invito a visitare il mio web www.venezianotherapy.com e lì andrai su Masterclass e andrai direttamente su una delle mie masterclass gratuite per capirne di più. Se ti è piaciuto questo video, vuoi saperne di più riguardo al dolore, iscriviti a questo canale e mi aiuti anche a diffondere questo nuovo modo di fare riabilitazione in Italia e all'estero che sta dando veramente tanti risultati, non solo ai miei clienti, ma a migliaia e migliaia di persone che hanno seguito questo metodo. Ok? Grazie, ci vediamo alla prossima.